straordinario quello che ha fatto Gavino. Nel 2001 ha murato la banca, il banco di Sardegna l'ha murato, con la gente dentro. Dove sei? Eccolo, brevemente, qual è il tuo consiglio? No, io vi porto la solidarietà del Consiglio Provinciale di Sassari, che mi hanno incaricato di dare questo. La solidarietà dell'IRS. E questa storia è storia vecchia che abbiamo un po' risolto a Sassari nel momento in cui avevamo parlato con l'assessore, se vi ricordate, Felicetto Contu, che diceva a noi, ai pastori, avete ragione, ma dovete pagare. Come dire che un giudice, signor Sale, lei è innocente, però di fare se da gambe per galera. Perché era inaccettabile. In 48 ore abbiamo organizzato una settantina di pastori, moglie, figli, eccetera, e li abbiamo murati vivi. Un muro a cemento a presa rapida e abbiamo iniziato una trattativa. Infatti tutto si è rinviato per 10 anni. Pagave! Sì. È successo questo, è filmato nella televisione dell'IRS e anche nel blog di Grillo, lo stanno vedendo milioni di persone. La questione non è così, comica, la questione ormai è drammatica, ma la cosa più drammatica, e per questo sono contento di parlare oggi che c'è la stampa, e vorrei rinforzare il comunicato che noi abbiamo fatto, cioè una diffida agli sciacalli, alle iene, a questi rettili a sangue freddo che con la collaborazione delle banche e con altri esseri immondi che si annidano nei tribunali di Cagliari, di Sassari, di Nuoro, eccetera, che collaborano alla rovina chi già è debole. Quindi noi avvisiamo che da ora in poi IRS in massa è presente alle aste e li fotograferemo, li metteremo al pubblico ludibrio e possiamo garantire, e vi do la parola, che l'abbiamo sempre mantenuta, che si permette andare alle aste da ora in poi, non si ne godili, non se ne deve godere. Sicuro è che noi aspettiamo una trattativa tra sindacato e governo, ma è tempo di reagire. Noi siamo esseri umani, vivi, oggi siamo giovani, bioso, e questa terra merita una reazione nostra. Non te avvelenatelo se non sai fare, è tempo di non muoversi. Il miglior modo per uccidere un uomo è lasciarlo vivo in queste condizioni, e cioè rubandogli la sua libertà, rubandogli l'anima, rubandogli la dignità come si tenendo in nome. Questo non deve succedere mai e mai più. Per questo e in questo è doveroso che tutti noi, giovani e bezzosi, dobbiamo entrare in azione e farci rispettare per la nostra dignità. Un'altra cosa, e ho chiuso. Nel 2010 si aprirà il mercato mediterraneo, dove entrerà Marocco, Tunisia, Algeria e Libia. State tranquilli che non va nessun provvedimento che protegga la nostra economia. E lì ci lasceremo le penne. Nessuna organizzazione politica si è mobilitata in nessun radigusto. E siamo lì, fra un anno e mezzo, diciamo. L'altra questione, produrre in Sardegna rispetto a tutta l'Europa costa dal 10 al 20% in più. Quindi noi siamo in una situazione particolare per cui isola, semplicemente isola, non osano negare che non siamo un'isola, è bella evidente, e però non pretendere di competere con il continente europeo, è che scientificamente è impossibile. Io inviterei i signori imprenditori a lavorare in Sardegna, si impiccherebbero loro e le loro mucche in arco in 20 giorni, no? Ho chiuso. Vorrei salutare Tottovando, sicuro che noi saremo insieme a voi, insieme al popolo sardo, alla nazione sarda, e IRS garantirà, e lo ripeto ancora, e invito i giornalisti che lo diano a larga voce, che questi sciacalli passino alla larga delle nostre terre. Grazie.